Ancora un buongiorno a tutti voi, ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale che apriamo con la situazione Covid e con l'aumento dei contagi in Friuli Venezia Giulia, aumento del 14% nelle ultime 2 settimane. Sale anche l'RT, sono alcuni dei dati che emergono dalla bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia e sono confermati anche da Fondazione Gimbe. Contagi di nuovo in salita in Friuli Venezia Giulia, sono aumentati di quasi il 14% nelle ultime 2 settimane i casi positivi di Covid in regione. La scorsa settimana erano in discesa di poco meno del 3%. Questo quanto emerge dalla bozza di monitoraggio settimanale della cabina di regia. L'RT cresce da 1,02 a 1,05, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva, passato in una settimana dal 16 al 17%, mentre cala dal 25 al 23% quello nelle aree mediche. Dal documento dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute emerge anche una flessione dei focolai attivi da 2.190 a 1.098. Anche i nuovi focolai diminuiscono da 959 a 858. Anche l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe conferma che il virus non arresta la sua corsa in Friuli Venezia Giulia. Nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre peggiorano i casi di attualmente positivi per 100.000 abitanti, 673, e si evidenzia un aumento dei nuovi casi, 12,4% rispetto alla settimana precedente. Trieste resta la provincia con il maggior numero di casi, 556 ogni 100.000 abitanti, seguono Pordenone con 405, Gorizia con 348 e Udine con 315. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica, 23%, in terapia intensiva, 17% occupati da pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 76,4% contro una media italiana del 77,9%, a cui si aggiunge un ulteriore 3,5% solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con la terza dose è del 45,7% contro una media italiana del 51,2%. Andiamo ora a parlare della conferenza stampa di fine anno del Presidente della Regione Fedriga, che ora è al microfono di Andrea Pierini. Allora andiamo subito da lui in diretta a Trieste. Andrea. Sì, va bene. Vicepresidente, un 2021... Presidente, un 2021 importante, ricco di soddisfazioni. Scusa, mi stanno parlando con gli auricolari, è un po' una giornata difficile. Presidente, un 2021 lei ha detto importante, abbiamo fatto investimenti, abbiamo lavorato intensamente anche con il Covid. 2022 gli obiettivi sono di continuare a far crescere il Friuli Venezia Giulia, non in chiave elettorale però. Noi abbiamo cercato di individuare anche la strutturazione della legge di stabilità per il 2022 in chiave di crescita. Noi potremmo sederci sugli allori, siamo la regione che è cresciuta di più, anche in termini di export pro capite, diventati la seconda regione d'Italia. Però questo in realtà non ci deve accontentare, non dobbiamo rimanere fermi per poi rimanere indietro, dobbiamo continuare a correre. In un momento di difficoltà siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi importanti, ma penso che il Friuli Venezia Giulia abbia il diritto e il dovere di essere sempre più competitivo anche a livello globale ed europeo. Per questo i 100 milioni all'anno che abbiamo messo sullo sviluppo e la competitività vanno in quella direzione, per attrarre nuovi investimenti, oltre che sviluppare quelli già presenti, attrarre nuove realtà magari globali nel mondo della ricerca applicata, per cercare di creare nuove opportunità, per dare nuove opportunità di lavoro ai nostri cittadini e ai nostri giovani e far sì che il Friuli Venezia Giulia possa diventare punto di riferimento per tutta un'area geografica europea che ci guarda con estrema attenzione. Detto gestione dell'emergenza, ovviamente, date le circostanze, ma anche del quotidiano, dell'ordinario, ha parlato di 4 pilastri fondamentali. Sì, intanto infatti ho ringraziato l'amministrazione, i miei assessori, ovviamente tutto il personale della Regione, perché nella scelta importante, grande, d'impatto, è facile forse tutti farsi belli, ma nella difficoltà del lavoro quotidiano è un pochino più difficile, però i risultati arrivano dopo dal lavoro quotidiano, perché anche la scelta poi deve essere declinata. I numeri che raccontavo in conferenza stampa, dei contributi dati alle imprese, i soldi dati per esempio a tutto il comparto sanitario, settore per settore, penso a tutta la formazione che abbiamo fatto, penso al lavoro che è stato fatto dal punto di vista ambientale, oppure i contributi dati ai comuni, sono frutto di un lavoro enorme quotidiano. Pensate che, lo raccontava l'assessore Callari, il sistema informatico e quindi la Regione ha gestito più di 42.000 domande. Vuol dire che è questo, perché dopo uno può dire le cose, ma se dopo non vengono fatte, i soldi non arrivano ai cittadini o alle imprese, diventa una scelta inutile. Anche dal punto di vista sanitario la nostra regione è stata un esempio. Beh, devo dire che siamo la seconda regione che fa più tamponi in Italia, sicuramente abbiamo avuto le nostre difficoltà e continueremo ad averle, sia ben chiaro. Sicuramente ho fatto errori nelle scelte, guarda, in mezzo a una pandemia chi pensa di aver fatto tutto perfetto è un illuso o mente.
però devo dire che i risultati avuti rispetto anche ad altre realtà sono stati ottimi per un'organizzazione che è stata mastodontica e sempre legata all'emergenza e sempre in emergenza. Quindi lavorare con programmazione è un conto, lavorare inseguendo l'emergenza è estremamente difficile, ma devo dire che tutto il personale sanitario, penso ai medici, agli operatori sanitari, penso agli infermieri, hanno dato prova di sé in maniera esemplare. Devo chiedere ancora gli auguri di Natale, anche se vedo che stanno... Auguri, no, vabbè, faccio i migliori auguri di Natale. Cioè, cosa volete dire, ragazzi? Però ragazzi, state così, oggi cosa fare gli auguri di Natale? Questo dunque il presidente della regione Fedriga, che ha sottolineato i punti salienti che aveva già affrontato poi nel dettaglio nella conferenza stampa. Ci torneremo anche nell'appuntamento con a voi la linea. Parliamo e restiamo alla pagina relativa alla pandemia, assegnati agli ordini professionali per non essersi vaccinati contro il Covid-19, 8 tra medici, farmacisti e odontotecnici in Friuli Venezia Giulia. Se non prenoteranno l'inoculazione saranno sospesi entro 3 settimane. 8 tra medici, farmacisti e odontotecnici sono stati segnalati all'autorità sanitaria e agli ordini professionali perché risultati non in regola con il percorso vaccinale per la prevenzione della diffusione da Covid-19. Sono i dati che emergono dalla campagna di monitoraggio sui sanitari eseguita in queste settimane dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine. I 2 medici sono attivi in provincia di Udine, dei farmacisti 4 operano nella stessa provincia friulana, mentre 1 in provincia di Trieste. L'odontotecnico infine è attivo nel Friuli occidentale. Nessuna violazione riscontrata nell'Isontino. Odontotecnici, farmacisti e medici sono stati segnalati per l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività professionale. Il percorso prevede una prima diffida di 5 giorni e un tempo massimo di 20 giorni per dimostrare di aver eseguito il vaccino oppure di avere prenotato l'inoculazione. La cronaca: grave malore alla guida nel tardo pomeriggio di ieri in via Lauzacco a Udine per un uomo di 50 anni che si è appunto sentito male mentre stava conducendo il veicolo, l'ha accostato e dopo poco è arrivato l'equipaggio di un'ambulanza con un'attivazione per arresto cardiocircolatorio. Quindi la corsa all'ospedale di Udine con un ricovero in emergenza. Incidente stradale questa mattina alle 6 in via Pordenone a Codroipo. Il conducente di un furgoncino ha perso il controllo dopo aver abbattuto 2 pali della pubblica illuminazione, si è ribaltato sulla strada sul posto sanitari e vigili del fuoco volontari di Codroipo. L'equipe medica ha trasportato l'autista all'ospedale di Udine in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ci sono stati alcuni disagi per il traffico. Ricoverato in gravi condizioni al Catinara un 31enne di Sgonico che alle 3 della scorsa notte ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro il muro di una casa a Gabrovizza. L'impatto è stato molto violento, l'uomo soccorso dai sanitari è stato intubato e trasportato d'urgenza in ospedale. Strage di galline a Campoformido, è accaduto nella notte del 21 dicembre con una decina di galline e anche un coniglio che sono stati trovati senza vita nel pollaio e un penutera senza testa. La proprietaria ha pensato di essere rimasta vittima di un atto vandalico, ma è possibile però in realtà che ad agire sia stato un animale, una volpe in particolare. La donna ha chiamato i carabinieri temendo un atto intimidatorio. La morte delle galline non ha comunque a che fare con il virus dell'aviaria. Fiamme a mezzanotte sul Greto del Tagliamento e in particolare a Braulins di Trasaghis a bruciare un chiosco in legno che è utilizzato durante la stagione estiva come punto di ristoro per chi prende il sole lungo il fiume. La struttura è andata completamente distrutta e si tratta con ogni probabilità di un gesto doloso. Oltre 500 miliardi di euro nelle tasche dell'erario per il 2021 con un aumento tributario di 146 miliardi in 20 anni. Sono le cifre calcolate dalla CGA di Mestre che sottolinea come tali entrate aggiuntive per lo Stato non siano tradotte in una migliore qualità dei servizi.
513 miliardi e mezzo di euro, questa la cifra che l'erario troverà sotto l'albero di Natale sotto forma di gettito tributario per il 2021. A certificarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha calcolato la cifra tra imposte dirette, IRPEF, IRES, IRAP e indirette, come l'IVA, e quelle in conto capitale, imposte di successione e condoni. Un gettito che negli ultimi 20 anni, con l'ingresso dell'euro, è stato superiore solo nel 2019, con 517 miliardi. Nel 2001 fu di 367 miliardi. La CGA ha anche stimato che in questi 2 decenni le entrate tributarie sono aumentate di 146 miliardi, mentre l'inflazione è salita del 35,5%. Qualcuno può affermare che con oltre 146 miliardi di tasse in più pagate in questi ultimi 20 anni la nostra macchina pubblica funziona meglio e i contribuenti italiani beneficiano di servizi migliori? Oppure questo prelievo aggiuntivo li ha impoveriti, contribuendo a non far crescere il paese? Noi non abbiamo dubbi e propendiamo senza esitazioni per la seconda ipotesi. Insomma, a guadagnarci, secondo la CGA, è lo Stato, a discapito del tessuto produttivo. Si è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento che Babbo Natale ha fissato con i bambini che sono ricoverati nel reparto pediatrico dell'ospedale civile di Udine. Nell'antivigilia di Natale, infatti, Babbo Natale, accompagnato dagli elfi e da alcuni supereroi, si è calato dal tetto del padiglione 7 e ha salutato dall'esterno i bimbi affacciati alle finestre che attendevano il suo passaggio. Dopo i saluti e le foto con i piccoli ospiti dell'ospedale, Babbo Natale e i suoi amici sono entrati a portare doni e affetto ai piccoli che trascorreranno questo Natale nelle stanze dell'ospedale. Tra l'altro, visto il periodo critico causa Covid, con ridotte possibilità di abbracciare i propri cari. L'iniziativa di Babbo Natale è stata quindi ancora più apprezzata dai bambini, che hanno potuto vivere un paio d'ore in serenità, come si dovrebbe fare in questi giorni dell'anno. Povertà e disagio galoppano. Le associazioni del Friuli occidentale raccolgono e donano più di 4.000 scatole di Natale ad anziani e giovani. Ha vinto la solidarietà. Scatole di Natale, l'iniziativa benefica partita da Cordenos e che ha coinvolto diversi comuni del Friuli occidentale, darà un sorriso ad oltre 4.000 persone, tra anziani e ragazzini disagiati che in vista delle imminenti festività avranno un regalo da scartare. Queste scatole non sono finite tutte a Cordenos, solo una parte, perché la maggior parte sono state consegnate alla Caritas, alla Croce Rossa, ad altre 20 associazioni o enti che si occupano delle famiglie o dei ragazzi disagiati che hanno problemi. E questo grazie alla bontà di numerosi cittadini che hanno riempito semplicissime scatole di scarpe con giochi, dolciumi, abbigliamento e prodotti per l'igiene personale, ma anche di numerose associazioni che si sono fatte in quattro per far decollare il progetto. Dà già una dimensione di quella che è la situazione, non solo di povertà, ma anche di restrizioni fisiche, soprattutto nei giovani e soprattutto negli anziani. Tra poco c'è a voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.